Buongiorno carissimi amici, buon pomeriggio a tutti i grandi frescalettari di tutto il mondo, di tutte le universo, tutte le galassie, dal vostro Dino Frescalettano, Frescalettomane. Oggi vi faccio ascoltare la prima parte di questa tarantella famosissima che si chiama Tarantella Quanto è bella sta picciuttedda. Quanto è bella, ripetete, quanto è bella sta picciuttedda. Ve la faccio ascoltare col frescaletto in do, eccolo qua, il frescaletto in do. Vedete che differenza passa tra il frescaletto in do e il frescaletto in polistirene in plastica e il frescaletto in canna, vedete? Ecco la differenza, parità di quello in canna risulta un po' più piccolino. Ecco perché soprattutto all'inizio i grandi poi possono suonare quello in canna, passano a quello in canna, questo è quello di Giuseppe Mezzapelle, ma poi io ne ho altre. Questo qua, vedete? Eccolo qua, questo è quello in do che in polistirene è, diciamo, è un po' facilita chi inizia, soprattutto chi ha se è un adulto che ha le dita grosse, quindi questo aiuta molto e poi soprattutto aiuta all'inizio perché questo non risente del clima, del caldo, del freddo, suona sempre e così, senza sosta, senza soluzione di continuità, suona sempre, quindi non si ottura, non si attuppa, come diciamo noi in Sicilia, quindi non è sottoposto quindi al caldo, al freddo, non si gonfia la saliva, non si ottura il buco, quindi è uno strumento che soprattutto per chi inizia, perché si approccia al frescaletto va molto bene. Vi faccio ascoltare questa tarantella dal nome appunto Quanto è bella sta picciottella, la prima parte, quindi anche perché poi è un po' più difficile tutte le varie parti, così avete il tempo di imparare più lentamente, più facilmente. In questa tarantella il frescaletto si alterna con la fisarmonica, una strofa al frescaletto, una strofa lo fa la fisarmonica. Eccolo qua. Eccola qua. Ora la ripassiamo un po' più lentamente, col cuore e con la mente, col frescaletto cuore e con la mente, così per vedete bene. Non so se si vedono tutti bene perché molto spesso le dita un po' anche da questa posizione, anche se ravvicinata, magari qualche buco rimane così nascosto, non si vede bene. Però voi se poi ulteriormente rallentate il YouTube, mettete la velocità 0,75, non dico 0,25 è troppo, ma 0,75 sicuramente potete vedere bene. Poi chiedetemi, io vi dico un po' dei suggerimenti sulle posizioni. Per chi volesse, ripeto sempre, per chi legge la musica poi mando gratuitamente anche la partitura. E ricordatevi, iscrivetevi al canale, al mio canale, mettete il like, iscrivetevi con like e poi mettete anche la spunta sulla campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video. Come è andata? Lo facciamo un'altra volta più lenta. Per la cronaca questa qua è a parte in Fa maggiore. Ok, allora voi studiatela molto lenta, proprio in questo modo.
E così la dovete studiare anche a casa, così con questo pezzo e con tutti gli altri pezzi. Questa era la tarantella, quanto è bella sta picciottetta, dal vostro Nino Friscalettaro, dal Friscaletto Friscaletto siciliano Indò, questo del maestro Enzo Pinzone. Se volete acquistarlo vi dico come fare, mettetevi in contatto con lui, oppure poi ci sono anche quelli in canna, che sapete, però ripeto, io dico sempre, perché già un friscalettaro la può sicuramente viaggiare con la canna, ma chi inizia, secondo me, col friscaletto di plastica è ancora meglio. Ciao ragazzi, scrivetemi, domandatevi qualsiasi cosa, vi risponderò, e soprattutto gli spartiti gratuitamente. Ciao a tutti ragazzi, viva il friscaletto, viva la Sicilia, ciao!